Condotta fognaria sull'arenile Mare Nostrum a San Leone. Il tubo che attraversa la riva, a causa delle mareggiate di questi giorni, si era rotto e tutta la fognatura si è riversata in mare. Immediato l'intervento della società Girgenti Acque, che ieri mattina aveva provveduto a riparare la condotta. A parlare era stata ieri l'associazione ambientalista Mare Amico Agrigento, che alla fine del suo intervento diceva a chiare lettere che quel tubo lì non può stare e che il rischio inquinamento ambientale è troppo grosso. Proprio sull'argomento interviene Girgenti Acque. Il problema, dice la società, è di tipo strutturale e la condotta attiene al vecchio impianto di sollevamento fognario realizzato dal comune di Agrigento. Il progetto del grande depuratore e della nuova rete fognaria della fascia costiera di San Leone prevede l'eliminazione della condotta in questione. Girgenti Acque effettua il monitoraggio della condotta costantemente per scongiurare il rischio dei versamenti e provvede al rinterro della tubazione di frequente, tutte le volte che una mareggiata erode l'arenile. L'unica soluzione per evitare l'erosione delle mareggiate sarebbe costruire una scogliera di protezione che Girgenti Acque non è autorizzata a realizzare.